studio questa sera Corrado Callegari. Buonasera a tutti, buonasera. Prima il Veneto, buonasera Callegari, grazie molte. Allora, Corrado Callegari è stato parlamentare, oggi prima in Veneto. Questa proposta di Simonetta Rubinato, questa ipotesi di Simonetta Rubinato, avrebbe dovuto il Presidente Zaia con la sua lista formare un partito così come ha fatto Brugnaro. Lei cosa diciamo che la Rubinato ha centrato quello che è il problema nostro e la Pedemontana stessa ha manifestato questa cosa qui. Noi abbiamo una forte imprenditoria e infatti la Pedemontana è stata realizzata in tempi non lunghissimi, però abbiamo una debolezza politica. Come è possibile che con tutti i soldi che noi lasciamo a Roma di residuo fiscale noi non riusciamo a ottenere da Roma i soldi per costruire le nostre strade? Perché di fatto noi puntiamo all'autonomia differenziata, ma nel nostro paese intanto c'è una gestione differenziata delle autostrade, perché si sono citate le autostrade, quelle finanziate dal pubblico, che hanno comunque i pedaggi, però io conosco un sacco di autostrade dal centro-sud dove praticamente il pedaggio non c'è, cioè sono autostrade costruite e fatta manutenzione coi soldi presumibilmente del nord, visto che conosciamo come sono i disavanzi delle varie regioni, e che hanno il pedaggio gratis, cioè la gente non ce l'hanno il pedaggio. Hanno il pedaggio gratis nel senso che non c'è, perché in Sicilia ci sono addirittura i caselli dove tu passi e sono vuoti. Allora possiamo parlare della Reggio Calabria Salerno, delle autostrade siciliane, della Bari Lecce, sono tutte autostrade dove chi lavora in luogo e si deve spostare non paga un penny. Noi invece, che vogliamo sempre fare i primi della classe, facciamo le autostrade, ce le costruiamo noi e ce le paghiamo noi. Ben venga danni altri, dise, becchi e bastonai, perché questo è di fatto il concetto di fondo. E mi fa preoccupare su quello che sarà in un futuro la trattativa per l'autonomia. Ben venga Zaia, che ha detto da domani si parla solo di autonomia, e spero, come ti avevo già detto direttore, che da domani tutte le conferenze stampa che fa, invece di mettere su i cartelli con il numero dei decessi, dei vaccini, roba del genere, comincia a parlare dei numeri che portiamo a casa, dei soldi che noi lasciamo di tasse a Roma, perché ricordo sono 15 miliardi di euro. I segnali non sono belli, quelli che si stanno vedendo, perlomeno a mio avviso, perché innanzitutto hanno costituito una bicamerale che va a analizzare queste robe qua, e per chi conosce la storia del nostro paese sa come finiscono le bicamerali, tutto un sistema per prendere tempo e spostare in avanti le decisioni. E dopo ovviamente segnali come quelli che sono successi a Verona, dove è stato ammainato un vessillo veneto sostituito con una bandiera tricolore, e anche dopo quello che mi ha fatto sorridere così a livello folcloristico, vedere la partita di ieri sera Cittadella Venezia, dove all'inizio, cosa mai successa, si sono messi a cantare l'inno d'Italia. Questi sono dei segnali per me ben precisi, che vogliono essere dati al Veneto. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, quello del partito politico che adesso si è messo in piedi tra Brugnaro e Totti, a me sorprende sinceramente che ci siano ancora dei veneti che creano dei partiti e li chiamano Coraggio Italia. Al manco poteva chiamarlo Coraggio Veneto, non lo so, ma chiamarlo Coraggio Italia dopo che noi siamo spremuti da questo Stato centrale, da questo Stato romano, chiamarci Coraggio Italia per me è una cosa che non concepisco. Molto chiaro. Allora, Corrado Callegari, voi insomma, sul versante sanitario come avete letto un po' tutta questa vicenda, che cosa pensate? Diciamo, allora, per quanto riguarda l'organizzazione adesso dei vaccini, direi che le nostre strutture si stanno comportando bene. Io sono andato anche a farmi il vaccino, ho trovato una struttura molto efficiente nell'ASL 3, quella veneziana. Per quanto riguarda lo scontro politico in regione sulla gestione della pandemia in Veneto,
Anch'io ritengo che è un po' fuori luogo farlo all'interno del Consiglio regionale. Se c'è la magistratura che sta indagando sul discorso soprattutto dei tamponi, quelli rapidi che sembrano possano creare dei falsi negativi, soprattutto da quello che si leggeva di personale sanitario che dopo andava dentro la RSA, se ci sono delle responsabilità qualcuno dovrà forse rispondere. Non era comunque facile gestire questa pandemia che per il nostro paese era la prima volta che succedeva, diciamo, nell'ultimo periodo, e quindi altro non posso dire perché non sono un esperto sanitario. Volevo invece una cosa solo riprendere quello che aveva detto l'amico Pontelli su chi pagherà il conto di tutta questa faccenda qua. Io penso che bisogna che innanzitutto i cittadini siano un po' coscienti di quello che è la situazione, perché io quando ne parlo in giro vedo la gente mi guarda e mi dice ovviamente non possono conoscere la materia, ma il fatto che abbiamo un paese che in questo momento, alla data di marzo, ho visto i dati di Banca Italia, abbiamo un debito pubblico pari a 2.600 miliardi, che rispetto al debito pubblico di marzo del 2020 è cresciuto di 250 miliardi. Quando adesso arriverà il Recovery Fund, una parte di questo andrà a incrementare il debito pubblico. Sento che mi mancava il dato preciso che ha dato la Rubinato sui 90 miliardi che vengono dati al Meridione. Io vedo già che tutta questa situazione del debito pubblico ricalcherà il passato, e cioè che i soldi li spenderanno gli altri e i veneti si troveranno il conto degli interessi e del debito pubblico da pagare. Questo è già successo nel passato, perché ricordo che il Veneto tendenzialmente non produce debito pubblico, il debito pubblico è prodotto da altre realtà del nostro paese, però dopo andiamo a contribuire al pagamento, perché anche gli interessi che ci sono sul debito pubblico, che dicono che si sono abbassati, però si parla per il prossimo decennio di circa 63 miliardi di euro all'anno. Vuol dire che sul debito pubblico noi andremo a pagare nel prossimo decennio 63 miliardi di interessi, cioè praticamente se i tassi restano quelli di oggi, se i tassi restano quelli di oggi, la proiezione che hanno dato la risalita se lo spread va su. È la proiezione che hanno dato per i prossimi 10 anni se i tassi restano quello che basta che vada sull'inflazione e siamo fregati. Ma questo cos'è che comporta? Che nel nostro paese negli ultimi anni ha perso la sovranità, perché di fatto chi ci comanda è chi è proprietario del nostro debito pubblico. Berlusconi nel 2011 è stato fatto cadere proprio con questo meccanismo qui, con cui le banche su ordine di X non hanno rinnovato i titoli di Stato, 150 miliardi quella volta non sono stati rinnovati, il governo Berlusconi è caduto, è arrivato un tecnico. Da quel momento là non abbiamo più avuto governi, Presidente del Consiglio eletti democraticamente, e adesso a distanza di 10 anni al posto di Monti ci ritroviamo Draghi. La provenienza è la stessa sia di Monti che di Draghi. Io sono altamente preoccupato perché c'è una perdita di sovranità del nostro paese, una perdita della democrazia.